Rilanciare la bachicoltura in Veneto significa valutare le opportunità economiche ed industriali offerte dall'industria serica che trova nell'abbigliamento, nella cosmetica e nel medicale ambiti applicativi interessanti, ma significa anche valutare gli effetti occupazionali di start-up in grado di unire competenze tecnologiche, conoscenze scientifiche e sensibilità ambientalista e creare una significativa fonte di reddito. Di tutte queste opportunità se ne è discusso con i massimi esperti della bachicoltura nazionale nel corso di un convegno dal titolo La Via Veneta della Seta, promosso dal Comune di Godega di Sant'Urbano, Regione Veneto, provincia di Treviso, in collaborazione con il Museo del Bacco da Seta di Vittorio Veneto. Sindaco, un evento importante per il Comune di Godega di Sant'Urbano, importante anche riportare questo bacco da seta nel territorio. Certo, il bacco da seta è legato indissolubilmente al nostro territorio. In tutte le nostre case erano allevati i bacchi da seta fino a 30-40 anni fa. Oggi il bacco da seta ritorna grazie alla sostenibilità di questi allevamenti e alla qualità delle produzioni di seta. Credo che sia fondamentale venire a vedere l'antica fiera di Godega il 5, 6, 7 marzo per poter vedere le potenzialità che quell'allevamento del bacco da seta ha per gli imprenditori e gli agricoltori del territorio. Sono 700 anni di fiera e soprattutto una fiera che ha sempre mantenuto le stesse caratteristiche, fare da unione tra le novità, gli scienziati, i ricercatori e chi fa dell'agricoltura una professione. Un'occasione importante per fare il punto sulle iniziative avviate e su quelle ipotizzabili per rilanciare la sericoltura nella regione. E naturalmente bisogna investire sulle nuove tecnologie per rendere questa attività al passo con i tempi, e perciò bisogna investire anche nella formazione degli agricoltori e nel trasferimento delle nuove conoscenze in campo. Poi è necessario anche creare di nuovo una filiera che veda la partecipazione unita di agricoltori da una parte ma anche di industrie dall'altra, perché si riesca a mettere in piedi un'attività di tipo redditizio e soddisfacente per tutti i comparti produttivi del territorio. Sono misure, quelle del piano di sviluppo rurale, che possono essere utilizzate per sostenere gli agricoltori nella trasformazione aziendale verso la gelsibachicoltura, sviluppando l'apporto dell'industria, in particolare tessile, per la rivitalizzazione del settore manufatturiero. La Regione sicuramente ha aperto il piano di sviluppo rurale al sostegno anche di quella che è la filiera primaria di questo settore, quindi la gelsibachicoltura. La stessa Regione, attraverso la direzione ricerca e innovazione, ha comunque già nel 2014 premiato il nostro progetto come uno dei migliori progetti di ricerca e innovazione, e lo stesso ha fatto anche la Commissione europea ad aprile a Bruxelles. La lavorazione della seta e la bachicoltura contribuiscono alla realizzazione di prodotti per la moda sostenibile e a sperimentare modelli sociali basati sulla solidarietà e l'inclusione sociale. Segno di innovazione per il futuro delle imprese. Per noi è partita così come una semplice ricerca di un prodotto alternativo a quello che poteva essere l'oro, dovendo essere italiana, perché noi siamo produttori italiani e esportiamo in tutto il mondo un prodotto italiano. È chiaro, è stata inizialmente una curiosità a soddisfare, che ci ha portato ad acquistare una macchina di trattura che è l'unica che esiste in Europa, per cui da lì è partito questo progetto di rinascita della Via della Seta. Quando abbiamo iniziato questo progetto abbiamo pensato che doveva sicuramente essere collegato alle persone disabili, per cui abbiamo costituito un'ATI, un'associazione temporanea impresa, in cui Dorica è la capofila. Ci sono 3 cooperative agricole biologiche che lavorano con i disabili, in quanto questa seta etica deve partire dalle persone svantaggiate.